Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio. Cominciamo la riunione di oggi col premio Blandina. È una condizionata per cavalli di 2 anni, ben 12 al via. Questo è lo schieramento: 1 Crista Petral, Francesco Trolese, 2 Ciudad de Greppi, Vincenzo Mango, 3 Corazon Key, Marco Stefani, 4 Carina Spritz, Andrea Farolfi, 5 Cabras di Casei, Edoardo Baldi, 6 Catherine Rec, Maglio Capanna in seconda fila, 7 Contento Joe, Mattia Ricci, 8 Cashflow Very Nice, Maurizio Cheli, 9 Chiron Vince, Luca Talpo, 10 Cooper, Roberto Vecchione, 11 Crystal Tour, Alessandro Gocciadoro, 12 Caret, Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata. Andiamo un po' in ritardo. Cashflow Very Nice. Stacco della macchina, veloce, Carina Spritz con all'esterno Cabras di Casei. Passa il Numero 3, comando l'allievo Corazon di Key, Edoardo Baldi. squalificato. Intanto c'è la rottura di Corazon Key in terza posizione per la grigia Crista Petral. Siamo sulla prima curva con Cabras di Casei che ha preso il comando molto bene con Edoardo Baldi. 200 metri passati in 15,3. Con in vantaggio questa fila di Nadal Shiba, cavalli ora abbastanza sgranati. In quarta posizione c'è Contento Joe. A precedere Chiron Vince. Intanto arriviamo ai 400 in 31 scarsi, con in vantaggio sempre Numero 10, Cabras di Cooper, Casei, squalificato. davanti a Carina Spritz, poi Crista Petral, vediamo nelle prime posizioni all'esterno anche Crystal Turro. Frazione in 16 da parte della battistrada che sta controllando. Intanto dalle retrovie avanza Carat con Vincenzo Piscuoglio che avvicina i primi, poi all'esterno sempre anche Crystal Turro, vediamo all'esterno anche Catherine Rec, ancora 15,4 qui davanti alle tribune con in vantaggio Cabras di Casei, a precedere Carina Spritz, all'esterno sempre Carat, allievo di Andrea Vitagliano. Intanto siamo sulla retta di là, sempre in vantaggio Cabras di Casei con in schiena Carina Spritz, poi la grigia Crista Petral in terza posizione a precedere Contento Joe, all'esterno sempre Carat, siamo 15,5 la retta di là, siamo sull'ultima curva con in vantaggio sempre la figlia di Nadal Shiba, all'esterno viene richiesto Carat, ancora in quota Carina Spritz e Crista Petral che cerca di spostare all'esterno, ultima curva passata in 15,4, retta d'arrivo con Cabras di Casei che prende il largo davanti a Carina Spritz, mentre per il terzo è Ciudad dei Greppi. Viene a vincere Cabras di Casei davanti a Carina Spritz e Ciudad dei Greppi, mentre per il quarto Contento Joe si difende da Chiron Vince. Vittoria in percorso di testa di Cabras di Casei, Edoardo Baldi alla guida del training, i colori di Vittorio Miniero per questa figlia di Nadal Shiba e Lepre di Casei che viene a vincere in corsa di testa alla prima di Bologna.